Sarà una lunga giornata di festa, sport e grande passione per il ciclismo, quella che attende il bellunese con la tappa Feltre Piani di Pezzè, considerata da molti la frazione decisiva di questo Giro d'Italia. Le Dolomiti si preparano ad accogliere migliaia di appassionati e proprio per gestire l'afflusso di pubblico sono già scattate le prime chiusure alla circolazione sui principali passi interessati dal percorso. Una scelta necessaria per evitare congestionamenti lungo le strade di montagna e consentire lo svolgimento in sicurezza dell'evento. La corsa partirà da Feltre, dove il centro cittadino si trasformerà in un grande villaggio rosa. L'arrivo è invece previsto ai Piani di Pezzè sopra Alleghe, al termine di una tappa spettacolare attraverso alcuni dei passi più iconici delle Dolomiti. Per raggiungere la zona del traguardo sarà attiva la cabinovia da Alleghe, previsti anche parcheggi dedicati fuori dal centro e un servizio a navetta per accompagnare gli spettatori verso il paese e gli impianti di risalita. Particolare attenzione anche ai residenti e agli ospiti delle strutture turistiche che potranno accedere alle aree interessate con pass o documentazione di prenotazione entro gli orari stabiliti dall'ordinanza. E dopo il Giro maschile, il bellunese si prepara a vivere un'altra grande pagina di ciclismo. Il Giro donne farà infatti tappa tra Belluno e Longarone. Per noi è un onore perché è un giro che sta crescendo moltissimo, sia di ascolto ma anche di partecipazione di qualità, e quindi per Longarone sarà un'altra ulteriore vetrina molto significativa. Questi gli appuntamenti: il 2 giugno cronometro individuale con partenza da Piazza dei Martiri e arrivo al Nevegal, il 3 giugno il tappone dolomitico, la Longarone Santo Stefano di Cadore di 146 km.